Molte coppie di innamorati hanno rinunciato alle nozze, chi per poter festeggiare con le persone più care, chi perché sognava una giornata indimenticabile. E a causa della pandemia anche il settore wedding ne ha risentito fortemente. Per questo in Campo Santo Stefano a Venezia, come in altre 28 piazze italiane, le associazioni e le imprese del settore si sono unite per chiedere la ripartenza dei matrimoni in sicurezza. Che siamo stufi, che non ce la facciamo più, che siamo arrivati veramente oltre che la canna del gas alla fine di tutto quanto questo ciclo, che abbiamo bisogno di ripartire. Noi abbiamo bisogno di lavorare e cosa non fare se non questo? Celebrare la bellezza del nostro settore, la bellezza di chi fa e pensa ai matrimoni. Un comparto che solo in Veneto crea un fatturato medio di 1 miliardo di euro l'anno, ma che sta pagando pesantemente la crisi e che è stato dimenticato nei decreti, sia in ottica di aperture che di sostegno economico. Facciamo un appello a tutti affinché ci possano sostenere per fare ripartire le nostre aziende, che tra l'altro sono aziende che non possono essere delocalizzate, perché noi siamo Venezia e da qui vogliamo ripartire col nostro lavoro. La manifestazione è stata lanciata da Insieme per il Wedding, presente anche l'amministrazione comunale. È un mondo molto profondo, è una filiera molto lunga che va tutelata con ristori, va salvaguardata con gli ammortizzatori sociali. Non dobbiamo iniziare a parlare di ripartenza. Non basta parlare di vaccini, non basta parlare di terapie intensive, bisogna anche parlare dell'economia e di come il Paese pensa di ripartire. Queste attività chiedono assolutamente di ripartire, chiedono solamente di lavorare, quindi noi dobbiamo dare questo messaggio importante a livello di Parlamento.